Allora, buonasera a tutti quanti e grazie per essere intervenuti così numerosi a questa prima iniziativa che la Festa Democratica di Mestre ha organizzato e tutti i circoli della Mestre Terraferma hanno organizzato nell'occasione della Festa Democratica che si svolge qui a Zeladino dal 23 agosto al 2 settembre. I temi che abbiamo scelto per questa festa democratica sono ovviamente due in particolare, uno che sta al centro del dibattito nazionale, che è il dibattito pre-congressuale, e quindi la preparazione a questo congresso del partito che vogliamo costruire tutti assieme, e l'altro è ovviamente la situazione nazionale economica, con particolare riguardo e attenzione ai temi del lavoro e declinati in tutte le possibili sfaccettature, perché lavoro ovviamente vuol dire lavoro per i giovani, ma lavoro anche per le persone che sono rimaste senza, per quelle che rischiano di perderlo e per in generale, in particolare per le donne. Quindi i nostri temi sono questi, e questa sera c'è il primo incontro con l'onorevole Giuseppe Civati, che è uno dei protagonisti ormai da qualche mese sulla scena nazionale per il rinnovamento del partito e in particolare per questo dibattito pre-congressuale. Mi presento anch'io, sono Marisa Bruarin, la segretaria del circolo di Carpenero Bissuola Pertini, che insieme con i circoli di Chirignago, Zeladino e delle altre di Terraferma, Piave e dei Giovani Democratici ha organizzato un po' questa festa. E questa sera cerchiamo di svolgere questo incontro in modo forse anche un po' inusuale. Sul palco, come vedete, qui insomma, ci sono, oltre all'onorevole Civati, che ovviamente ringraziamo perché apre diciamo così, questo incontro, e quindi siamo ben contenti di averlo qui. Abbiamo due giovani democratici, uno già con dei ruoli diciamo così importanti e un altro che sta cercando ovviamente di partecipare e di dare il suo contributo alla costruzione di questo partito. Allora abbiamo Francesco Foradori alla mia destra, consigliere comunale di Martellago e iscritto ad un circolo del PD di Mestre, e Lorenzo Vianello, iscritto al circolo di Zeladino. Dicevo che si svolgerà un po' il dibattito questa sera in questo modo. Allora darò prima la parola ai due ragazzi che porranno delle domande a nome del circolo dei Giovani Democratici di Mestre, in modo che partiranno subito con le domande che sono più sentite dai protagonisti di quello che dovrebbe essere il partito di adesso ma anche del futuro, e lasceremo all'onorevole Civati di rispondere a questo. Poi ci saranno gli interventi dal pubblico. Chi vorrà intervenire ha la possibilità di fare delle domande. Ovviamente più le domande saranno stringate, concise e veloci, e più daremo la possibilità a quelli che sono qua presenti di farle, e quindi chiaramente raccomando a tutti di fare degli interventi brevi in modo che ne possiamo fare tanti. Il tempo per questo sarà ovviamente limitato, contenuto in una ventina di minuti, e poi daremo ancora l'occasione all'onorevole Civati di rispondere alle domande e di concludere il suo intervento. Quindi spero che questa modalità dia anche la possibilità a quelli che ci sono appunto di partecipare attivamente a questa serata, perché ripeto, credo che tutti vogliamo, e se siamo qua siamo interessati a costruire un partito che sia di tutti e quindi che possa rispettare gli interessi e rispondere alle domande di tutti. Allora do la parola prima di tutto al Francesco Foradori e sentiamo le domande che vuoi fare. Allora, innanzitutto, in quanto candidato alla segreteria di partito, vorremmo chiederti in che modo pensi di poter valorizzare quelli che finora si sono rivelati i nostri punti di forza
ovvero i radicamenti sul territorio, i circoli, gli iscritti e gli organi di partito. E in generale qual è la tua idea di Partito Democratico? Diamo la domanda anche a Lorenzo. Grazie. Più veloce. Okay. Allora, spesso e volentieri ci capita di sentire alla televisione, nei giornali, no, che il Partito Democratico non è più considerabile di sinistra, perché stanno entrando dei personaggi che fanno preoccupare alcune frange del partito e che temono questa deriva liberista. È una domanda un po' particolare, speravamo che ci potessi dire la tua opinione a riguardo. Grazie, nient'altro. Domande troppo difficili per iniziare, però sono ragazzi, bisogna capire, fanno giustamente le domande difficili che sono quelle a cui dobbiamo rispondere. Io ringrazio voi, mi fa piacere inaugurare questa festa, vi ho portato un po' di pioggia, il detto non riguarda più il governo ladro ma eventualmente l'alleato, diciamo, di questi tempi, non si può dire perché sono accade e purtroppo è così, cioè tutte le sere io porto una nuvoletta, non so se questo significa qualche cosa. Detto questo, innanzitutto a me piacerebbe che questo partito, la discussione congressuale la facesse partire davvero, perché io cerco di mantenere un profilo molto moderato, anche Galli della Loggia l'altro giorno mi ha chiesto di essere più moderato, allora cerco di essere moderato, ma da quando si è dimesso Bersani noi il congresso l'avremmo dovuto già aver finito di questi tempi. Lo dico per serietà e per rispettare l'intelligenza di tutti. Tra l'altro io ho la fortuna di rispettare e di stimare tutti i miei concorrenti, a cominciare da Gianni Cuberlo, da Matteo Renzi, da Gianni Pittella che conosco meno. È proprio un bel congresso quello che si avvia e che inizieremo a fare, per cui non capisco perché dobbiamo stare tutta l'estate a discutere di regole, replicando quello che era successo lo scorso anno e perdendo di vista anche la sostanza poi delle vostre domande. La prima cosa da fare per un partito democratico, che è anche l'unico partito, e noi dobbiamo essere orgogliosissimi di questa cosa, e dobbiamo quindi valorizzare il fatto di avere uno statuto, di avere dei comportamenti corretti, di avere un'organizzazione che tutti possano comprendere, non regole che cambiano a seconda dei candidati, perché guardate che è una cosa veramente un po' triste. A me piacerebbe molto battere Matteo Renzi, ma non lo voglio fare perché escludo quelli con la M dalla possibilità di votare alle primarie. Non mi sembra una grande idea, come non mi sembra una grande idea invertire appunto il normale processo delle cose, per cui si dimette un segretario, lo statuto dice ci sono delle regole, ci sono dei tempi, l'Assemblea nazionale a maggio vota per risolvere la questione congressuale entro ottobre e di fatto invece il congresso nazionale probabilmente inizierà dopo ottobre, perché come sappiamo partirà prima il congresso di Ciclo. Questa è la prima questione. La seconda cosa che mi preme dire, e non è demagogia perché lo dicevo anche prima delle larghe intese, è che io vorrei che voi foste ascoltati, che sembra una banalità, ma non è successo più, cioè noi vi avevamo fatto fare le primarie, partecipate, bellissime, sono sempre grandi occasioni di confronto e poi però abbiamo perso il gusto di coinvolgervi, di chiedervi come stavano le cose, qual era il dibattito nei circoli, di fare delle consultazioni con i nostri sostenitori, con i nostri iscritti, con i nostri militanti, che devono precedere le decisioni, non arrivare dopo, perché fare le consultazioni dopo è, oltre che sbagliato, anche un po' ridicolo. Cioè abbiamo fatto il governo delle larghe intese, sosteneteci, mi raccomando, a Zelarino, a Mestre, a Mira, sosteneteci, ma non è, uno dice io non sono neanche dato d'accordo, però vi sostengo, però vorrei che me lo chiedeste prima, vorrei che usassimo gli strumenti che abbiamo del radicamento territoriale, anche di una grande tradizione storica e politica, insieme alla rete di internet che non va demonizzata, per cercare di aprire qualche discussione tra di noi. Vi faccio un esempio. Sugli F-35 non possiamo essere solo Cassone e io a rompere le scatole, perché ho l'impressione, no, perché sembriamo anche un po' strani, io ormai sembro un po' una caricatura, già ho questo soprannome un po' particolare, no? Passo per essere quello un po' strampalato. Francamente sono un po' stanco perché penso che sugli F-35 la stragrande maggioranza degli iscritti, dei militanti, degli elettori del PD vorrebbero avere maggiori informazioni e comprare meno F-35, la dico così. Allora, su queste cose
io immagino che il partito sia valorizzato davvero, per cui tutte le nostre posizioni, dicevo di Casson, c'è quella di Scanu che voi non lo conoscete probabilmente, ma è il parlamentare che si occupa di costruire la posizione del Partito Democratico in Commissione Difesa. Io vorrei che le conosceste queste posizioni e che voi foste messi come me, come parlamentare, nelle condizioni di valutare e di decidere insieme. Quanti ne abbiamo comprati di cacciabombardieri, quali impegni abbiamo contratto con gli Stati Uniti, con la Lockheed, con tutto quello che volete metterci. Noi non possiamo altrimenti discutere con un ministro che è un cattolico strano. Questo Mauro è un cattolico, è un cattolico particolare, perché uno che dice che i cacciabombardieri sono strumenti di pace è uno un po' forte. Non è che potete chiedermi di condividere tutto questo. E allora io non posso confrontarmi con lui, io voglio confrontarmi con voi e voglio portare a Mauro una posizione che abbiamo discusso noi sulla base di informazioni che lui è tenuto a darci. Oltretutto l'esempio dei cacciabombardieri è straordinario perché consente di rispondere anche a te, nel senso che per esempio sui cacciabombardieri io sono d'accordo con Fioroni, c'è un attimo di smarrimento in sala. Siamo d'accordo perché il PD è proprio questa cosa qui che deve essere, ovvero il fatto che siamo un grande partito in cui non ci sono sempre le correnti che sono sempre d'accordo col capo corrente, che fanno l'accordo con l'altra corrente attraverso il capo corrente. Ci possono essere dei temi che condividiamo pur provenendo, o magari proprio perché proveniamo da tradizioni diverse. Fioroni è pacifista, io ho coniato uno slogan che lui userà nella prossima campagna elettorale, che è mettete Fioroni nei vostri cannoni, che è molto forte. Tra l'altro il tema, io esco dalla battuta per dire che è purtroppo molto attuale perché c'è la questione aperta della Siria, e con lui abbiamo detto ci troviamo d'accordo. Come posso essere d'accordo con Rosy Bindi sulla questione della riforma costituzionale che stiamo avviando, come possiamo trovarci fortunatamente d'accordo anche con Massimo D'Alema. Tra l'altro questa cosa sta succedendo sempre più spesso, io apro il giornale e ho l'impressione che D'Alema legga il mio blog e sarebbe una notizia sensazionale, per cui usciamo da queste macchiette che ci siamo fatti in questi anni. Qual è la sostanza? Qual è il protagonismo che vogliamo avere nei confronti rispetto alle questioni più attuali? E secondo me questo perché va sottolineato, perché il PD è pieno di competenze, è ricchissimo, ci sono esperienze di buon governo, anche di riflessione teorica che nessun altro ha, ma che noi non valorizziamo abbastanza. Questi gruppi parlamentari sterminati pieni di giovani devono essere promossi di più. Per noi abbiamo fatto, sapete, le primarie per i parlamentari, che erano la mia antica battaglia, di quelle per cui mi prendevano tutti in giro, poi fortunatamente le abbiamo fatte tra Natale e Capodanno, perché ci piace il freddo, noi siamo così, siamo tosti, non l'ho molto capita, però voglio dire, quelle persone uscite dalle primarie, questi giovani parlamentari di prima nomina, sono stati sbattuti in un Parlamento che era fin dall'inizio una bolgia, perché noi siamo partiti dalla votazione del Presidente della Repubblica. Allora forse, senza fare i paternalisti, però questi soggetti che sono a pieno titolo i nostri rappresentanti vanno messi nelle condizioni di operare al meglio nel rapporto con le federazioni, i circoli, i nostri elettori, e sulle cose da fare. Allora io penso che se il PD fa così non solo torna a vincere elezioni, si libera di tutte le sue, ma recupera anche quei voti, ed è questo un altro tema di valorizzazione che vorrei sottoporvi, che abbiamo perso un po' da tutte le parti. Io lo dico non perché sono antipatico, però io ero andato a Mira qualche tempo fa, quando era successo che il Movimento 5 Stelle vincesse le elezioni. Ho scritto delle cose, ho girato un documentario, dice guardate che arriva un'onda le cui proporzioni sono difficili da valutare, e tutti mi dicevano Civati è un criptogrillino, ma no, cioè io non è che proprio non è grillo, non è il punto che io vedevo un po' di elettori nostri che mi dicevano in campagna elettorale delle cose strane. Mi dicevano ad esempio io alla Camera voto il PD ma al Senato il 5 o viceversa, e io dicevo ragazzi, questa cosa se assume una portata notevole rischia di mettere in discussione il risultato elettorale e rischia di mettere in discussione anche la nostra, gli americani, gli anglosassoni la chiamano constituency, cioè il nostro zoccolo duro, la nostra base elettorale. Se noi abbiamo preso un terzo dei voti in meno del previsto perché questo terzo di voti del PD ha votato Grillo, e tutta questa bellissima cosa che siamo noi, che siamo non solo i Fioroni, la Bindi, D'Alema che ricordavo prima, ma le tradizioni nostre, immaginate quasi la cosa più bella della politica italiana, abbiamo pareggiato con un movimento di Grillo e Casaleggio. Questa è la proporzione del voto di febbraio.
Allora noi ci interroghiamo sul perché queste cose sono capitate, sul perché le nostre incertezze, le nostre timidezze, il nostro linguaggio che si fa fatica a capire, le nostre rivalità, che uno dice ma perché litigate? A volte a me gli elettori dicono ma perché state lì? Non capiamo nemmeno di cosa litigate ormai. E tutto questo nostro anche modo di fare, allora forse ci ha allontanato dagli elettori. Qual è l'iniziativa che il PD ha preso per evitare tutto questo? Qual è quella che si può prendere? E anche qui non è che si tratta di questioni non solo tattiche, ma proprio politiche di sostanza, rispetto per esempio a temi che abbiamo sottovalutato e continuiamo un po' a sottovalutare, come quello ambientale, come quello dell'innovazione, come quello anche di una sobrietà della classe politica che francamente affrontiamo solo con demagogia, ma che spesso non troviamo il modo di misurare davvero. Allora lo dico perché passiamo da un estremo all'altro, per cui o difendiamo il finanziamento pubblico ai partiti nella forma del rimborso come abbiamo fatto fino all'anno scorso, oppure adesso proponiamo di abolire il finanziamento pubblico, che poi non è neanche vero, perché noi non lo aboliamo nemmeno nella proposta del governo, per cui facciamo un pasticcio che alla fine ci rende poco credibili. Allora, e questo è il punto per finire di rispondere alla prima domanda, che per valorizzarci noi dovremmo non solo essere credibili, ma anche fare cose in cui crediamo. È per quello che io sono molto scettico, come sapete, verso le larghe intese e soprattutto verso le lunghe intese, perché queste larghe intese durano ormai da 2 anni, sono sempre state motivate da un fatto negativo. Prima era il disastro dell'Italia, Berlusconi sembrava sparito, noi tutte le volte che lo diciamo poi gli allunghiamo la vita politica e non solo. No, sembrava anche allora, però il motivo era negativo e ci chiesero di fare il governo con Monti eccetera, e lo facemmo. Dopodiché anche lì si capì dopo un po' di mesi che una cosa non reggeva, vi ricordate? Tra l'altro l'ultima discussione fu proprio sulla legge Severino, che diversamente da quello che vi raccontano tutti sui giornali non è una legge così draconiana, è una legge, come dire, minima, eppure adesso è diventata la pietra dello scandalo. Dopodiché finisce la campagna elettorale, come sapete, e facciamo delle altre larghe intese, stranamente evitando di affrontare la questione vera che era rimasta sul tavolo e sul piatto fin dallo scorso anno, con gli stessi protagonisti, perché io Quagliariello me lo ricordo, e mi ricordo anche Violante, che oggi ha trovato un modo per aiutare il PD, come sempre. Violante dà sempre una spinta emotiva, e l'argomento è quello della legge elettorale. Io l'avevo chiesto quando stavamo facendo, dopo aver ucciso Prodi, Bersani e Vendola nella stessa sera, perché è andata così, io avevo detto adesso so dove andate a parare, però fermatevi un attimo, se avete un'idea di legge elettorale tiratela fuori subito, il governo la facciamo con la legge elettorale incorporata, non è che ci mettiamo un altro anno a discutere del modello ungherese, non so se vi ricordate, no, non è una battuta, il modello ungherese era quello del 2012, adesso siamo passati a un porcellum a doppio turno, che uno dice madonna, deve essere una ricetta di Zelarino, non so se lo cucinate, è una cosa strana. Cioè io vorrei che noi ci prendessimo degli impegni che riusciamo a reggere, perché l'esempio che facevo prima e la valorizzazione un po' difficile delle nostre ragioni, quando ti trovi in Parlamento a dover votare contro quello che hai sempre sostenuto, non dico diversamente ammorbidendo le posizioni, ma noi abbiamo votato contro la mozione Giachetti che chiedeva il ritorno al Mattarellum. Io avevo fatto la campagna referendaria. Capite che a me mi vengono a prendere, io ho la fidanzata che mi telefona e mi inizia le telefonate così: cosa hai votato oggi? E uno dice no, niente, cioè ho cercato di minimizzare i danni, però non si può votare contro la propria campagna referendaria, non si può discutere nemmeno per sbaglio che noi possiamo votare Daniela Santanchè, vicepresidente della Camera. Io non la prendo neanche, io non posso condividere con loro delle cose su cui non mi sono impegnato perché le posso reggere, perché è un dibattito da matti. Guardate che non so se provate a immaginare in un consiglio comunale, in un circolo, in una direzione politica, uno non può sostenere le ragioni degli altri, è impossibile, bisogna mettersi d'accordo su poche cose che però si facciano e senza esagerare con i tempi, perché guardate, ed è questa l'ultima preoccupazione che voglio trasferire, io vorrei ricostruire il centro-sinistra, sono un ragazzo ambizioso, anzi i ragazzi sono loro e poi ci torno che siamo ragazzi di mezza età ormai, con Renzi, siamo solo nel PD che siamo giovani, e quei ragazzi giovani, Renzi, Civati, anche Cooperlo è giovanile, un po' più maturo, Pittella è un ragazzaccio, però voglio dire che questa rappresentazione è un po' falsa perché i giovani sono loro. Però dicevo, l'ambizione è quella di ricostruire il centro-sinistra,
di riprendersi Vendola, di tenere insieme quelli che sono stati protagonisti alla fine di aprile, cioè Rodotà e Prodi, tenerli insieme tutti e due. Non possiamo vederli uscire da una parte e dall'altra, non possiamo fare un centro-sinistra che non è più incarnato dalla passione, dalla voglia di cambiare le cose, dalla sfida, dal coraggio minimo, perché poi adesso mi dicono Civati rappresenta la sinistra del PD. E guardate che sono gli altri che si sono spostati, perché io queste cose, chi mi conosce, le ho sempre dette e mi sembra più reale come le diciamo e anche rispetto alla questione che ponevi tu. Io sono per tenere larghissimo il campo, però per decidere anche quale deve essere la nostra linea, se dobbiamo, come abbiamo fatto in passato, io allora scherzavo, però quando inseguivamo Casini io mi chiedevo perché, non è che è passato molto tempo, perché noi non è che il neoliberismo, tu la poni giustamente in modo alto la domanda, ma noi alla fine abbiamo proprio inseguito Casini, non è che avevamo grandi idee, dopodiché sfinito Casini, che l'abbiamo talmente inseguito che come nei giochi da bambini non ha retto la corsa perché è rimasto da solo al Senato, ci siamo messi a inseguire Monti, che è un'altra cosa un po' problematica, perché noi non siamo Monti. Noi abbiamo sostenuto il governo Monti che ha fatto le cose molto giuste, altre le poteva fare molto meglio di come le ha fatte, ma non potevamo risolverci in quel contesto, anche perché nello stesso momento, mentre noi inseguivamo Monti, c'era qualcuno che ci portava via i voti sulla radicalità delle proposte. E quando Bersani ha tirato fuori gli 8 punti, io ero contento, subito dopo le elezioni, ero contento, ma ho passato una notte intera a chiedermi perché non li avessimo tirati fuori prima delle elezioni. Perché non c'era bisogno di guardare i sondaggi, si vedeva che c'era voglia di uguaglianza, c'era voglia di togliere i privilegi, quella battaglia contro le rendite che Bersani incarnava, no? Che spesso ripeteva, dovevamo farla più chiaramente, dovevamo essere più incisivi e anche un pochino più sereni su alcune questioni, e cito quella che è più attuale perché ho avuto il piacere di intervenire in aula nel Medioevo sulla questione dell'omofobia, e noi siamo un paese medievale, siamo affezionati, siamo San Gimignano, sì, noi siamo i canali di Venezia, perché noi siamo rimasti lì, cioè l'omofobia in Parlamento se ne parla con le pattine, si entra, sì, perché hai paura a usare dei toni troppo laici, ma non va bene, dobbiamo essere un po' più. L'omofobia è una cosa che dobbiamo sanzionare con un aggravante, perché altrimenti non ha senso fare la legge sui diritti per gli omosessuali. Non possiamo avere tutta questa prudenza. Nel PD si usano delle formule pseudonime, no? C'è qualcuno che dice ci vogliono le civil partnership. Che cacchio sono le civil? Bersani, che era uomo più di popolo, diceva alla tedesca, che maliziava anche un po', dice come sono le unioni civili alla tedesca, ma dico non possiamo dire che noi vogliamo riconoscere un'unione esattamente come quella degli eterosessuali, e sulle adozioni il PD, che è un grande partito, apre una riflessione se c'è qualcuno che non è d'accordo, apre un dibattito, se no cosa stiamo qua a fare? E lo stesso, e finisco con gli esempi valoriali, è giustissimo mettere Cécile Kyenge a fare il ministro, dopodiché però bisogna fare la legge sulla cittadinanza, perché io questo tiro e questo gioco al massacro contro la Kyenge lo trovo una delle cose più incivili di tutti i tempi, e se posso dirlo siccome noi siamo accomunati dalla sorte di avere un governatore leghista, queste cose i leghisti le hanno sempre usate e noi abbiamo avuto troppa paura nel denunciarle, perché non è che Calderoli si è svegliato adesso, gli oranghi, il bongo bongo, le leggi regionali contro i kebab. Io ero in Regione Lombardia, ero con Formigoni, pensavo di essermi liberato dall'incubo andando a Roma, mi sono ritrovato a Formigoni, Mauro, Lupi, votati con i nostri, però vabbè, capita, cioè è stato un momento personale. Però queste cose con l'altissimo Formigoni, cattolicissimo anche lui, pieno di parole alte, quasi teologiche, no? Perché sapete lui si è costruito anche una torre più alta del Pirellone, è molto biblico, no? Anche la caduta lo è stata. Però il cattolicissimo Formigoni faceva delle norme contro quelli che avevano i phone center dove gli stranieri andavano a telefonare a casa, pretendeva che ci fossero 2 bagni perché spiegava al legislatore allora che lui non faceva la pipì dove la fanno gli immigrati. Questo era il livello, non è che se la sono inventata adesso. Allora anche su queste partite
tiriamo fuori un po' di coraggio, non le palle come ci invitano a fare tutti, ma l'intelligenza, sì, il rispetto per le persone, la nostra Costituzione, altrimenti stiamo a casa, guardate, perché questo è il problema. E finisco su questo, la destra è molto più comoda, li vedete come sono al governo, a me fanno impazzire le colombe del PDL, ho scoperto che il Cicchito è una colomba, pensavo che fosse no, dici colomba, una colomba, Cicchito è uno disponibile, mazza, o chissà gli altri, no, Lupi è disponibilissimo perché quando viene in aula e c'è una norma urbanistica lo vedi che è molto attivo, l'ha fatta anche sul decreto del fare, un bel numero d'altissima scuola, sulle sagome degli edifici a ristrutturare, non so se l'avete seguita, poi magari la approfondiamo. Voglio dire, chi? Brunetta è un falco buono, diciamo di dimensione sproporzionato, e poi c'è, no, il più bello di tutti per la verità in materia zoologica, diciamo, è Scilipoti, che si definisce falco responsabile, oggi l'ha detta, però voglio dire, a parte queste cose, la destra è comoda, gli va sempre bene tutto, no? Se non cambi gli equilibri, li vedi che sono placidi, non hanno l'opposizione, perché questi ragazzi del Movimento 5 Stelle hanno un problema, che loro sono troppo, urlano troppo, criticano tutti, con il risultato che tutti gli altri si guardano e si dicono sapete che c'è, andiamo avanti, urlate pure, alzate un po' il volume, Civati è uguale a Brunetta, Renzi è uguale, Letta è uguale alla Santanchè, siamo tutti uguali, Scelta Civica sull'omofobia, siamo tutti uguali. Ma non è vero, la politica non si fa così. Io sto cercando, fra un po' farò dei cartelloni 6x3 in giro per le strade, perché la politica si fa giocando in contropiede, trovando le contraddizioni degli altri. Condannano Berlusconi, io mi sarei aspettato che Grillo dicesse qualcosa, dicesse va bene, adesso levatevi di torno, facciamo delle proposte noi, e invece no, perché non si può discutere con nessuno. Se Civati parla con qualcuno del Movimento 5 Stelle è un cane da riporto, che uno gli risponderebbe anche tua sorella, cioè voglio dire, io non è che io sono un parlamentare, siccome si chiama così parlo con i deputati di tutti i gruppi e anche con quelli del Movimento 5 Stelle, che peraltro magari vogliono fare la stessa cosa con me, pensate che cose strane, del resto governiamo con Alfano, si può anche parlare con qualcuno del Movimento 5 Stelle, facciamo pari, non è che esageriamo. Quindi io vorrei davvero, e lo dico con una sensibilità che spero troverete rispetto a tutti gli altri candidati, dobbiamo ritrovare quello che vogliamo noi, perché altrimenti non ci segue più nessuno. Ho l'impressione che sia così. E trovando non necessariamente cose di estrema sinistra, anche se io per esempio sull'IMU, lo ripeto anche stasera, vorrei che noi prima abbassassimo le tasse sul lavoro che quelle sul patrimonio, perché penso che sia giusto così e non è di sinistra, è una cosa giusta. E io penso che per esempio noi dovremmo invece, se Grillo dice reddito di cittadinanza per tutti a 1.000 euro, noi non dobbiamo fare la battuta, dobbiamo dire che noi il reddito minimo lo facciamo in 5 anni, lo costruiamo bene, magari non per 1.000 euro per tutti, ma trovando un modo per sostenere anche chi cerca lavoro, che è un lavoro ormai per i nostri ragazzi, ed è una cosa che c'è in tutti i paesi europei, non è che se l'ha inventata Casaleggio nella notte, no, nel suo garage super tecnologico, c'è sempre stata questa questione. Noi gli ammortizzatori sociali per loro e anche per quelli della mia età non li abbiamo mai cambiati e non li abbiamo mai pensati. Però al di là di cose un po' di sinistra, guardate che noi siamo un paese in cui c'è bisogno anche di fare, lo dice spesso D'Alema e su questo io sono d'accordo, di fare anche cose di destra, perché la legalità negli altri paesi è un argomento dei moderati, non è degli sinistri in particolare. Lo stesso, e faccio un ultimo esempio per dire come immagino il PD anche rispetto ai temi che dicevi tu. Io penso che il conflitto di interessi, anzi penso, è così, è una questione che riguarda il liberalismo, non la sinistra, cioè in un sistema liberale avanzato il conflitto di interessi non sta né in cielo né in terra e viene colpito duramente dalla legge, e non è una questione, io vorrei mandare in televisione gli esponenti del PD che lo dicessero tutte le sere, il conflitto di interessi non riguarda solo Berlusconi, che a me ha una forma barocca, diciamo così, riguarda un po' tutti, riguarda le vicende della gestione delle autostrade, riguarda le vicende della gestione delle banche, riguarda tante storie che purtroppo a volte hanno coinvolto anche esponenti del centro-sinistra. Noi non possiamo avere persone che siedono in 20 consigli di amministrazione, non possiamo nominare quelli che perdono le elezioni a fare queste cose, non ce le deve dire né uno di sinistra particolarmente rispetto alla tua domanda, dovrebbero essere nel nostro ordinamento e nella nostra pratica politica.
Quindi dobbiamo avere parole più serene e più dure, più rigorose sulle questioni che cambiano, perché questo è il punto, e finisco davvero. Il PD è un partito che deve cambiare le cose, dicevo prima, deve fare più fatica, ma questo desiderio di cambiamento si deve percepire, perché altrimenti gli altri hanno un'offerta politica più efficace, non devono spostare granché, fanno degli sconti, come fanno i saldi, togliamo l'IMU, e la gente dice vabbè tutto sommato almeno mi toglie l'IMU, e noi però dobbiamo avere la voglia di spiegare che non va bene, perché non va bene, spiegare dove si deve intervenire sulla leva fiscale, spiegare che noi una volta che abbassiamo le tasse sul lavoro possiamo anche fare con più consenso la lotta all'evasione fiscale, però dobbiamo fare le due cose insieme e dobbiamo poter spiegare che cosa significa fare quel tipo di intervento e poterlo spiegare magari senza essere alleati con uno che è stato condannato per frode fiscale, perché è un po' difficile dal punto di vista pedagogico, cioè tu ci puoi mettere un sacco di argomenti, un sacco di buona volontà, ma insomma un po' di rigore, un po' di coerenza e soprattutto la passione per le cose nostre, che sono tantissime, le nostre competenze, il nostro lavoro sul territorio, le nostre amministrazioni, facciamole vedere, sono la nostra ricchezza più grande e spesso è mortificata dal dibattito tra la corrente di questo o di quello che veramente intristisce tutti. Sono stati tanti e credo che però ci sia sicuramente tra di voi chi magari ne vuole approfondire qualcuno in maniera un po' più puntuale. Allora qui abbiamo Enrica con il microfono e chi vuole intervenire può farlo. Allora abbiamo un altro segretario di circolo di Marghera. No, io metto onorevole perché poi se crea un... Mi raccomando la brevità. E metto onorevole perché se crea un muro. Ti dico, caro compagno, a me sembra che tu venga un altro partito, obiettivamente, per le frustrazioni che noi abbiamo vissuto, ma porta a dire, questo viene da un altro partito. Invece, noi siamo tutti qui, di questo tipo di partito, e se si va verso il congresso archivati, noi dobbiamo fare il congresso che vada dopo l'elezione, prima delle larghe intese, perché le larghe intese è la cappa di vetro sotto cui ci siamo rifugiati e adesso siamo coesi, siamo bravi, noi invece non è così, no, perché l'unanimismo sciocco che ha caratterizzato il suo partito ci ha portato ai problemi di coscienza della Moretti, che poi non ha votato, perché noi abbiamo pure i nuovi che tu hai citato, che non è che sono rimasti scombussolati dalla novità del Parlamento, sono rimaste convulse, sono trovati in posti che molto probabilmente non devono stare. Comunque vabbè, è andata così. Due domande. La retorica sui circoli, è bene che chi si presenta, no, non dico a te, l'ho letto i documenti, ma c'è proprio una retorica sui circoli, sugli iscritti e sugli elettori. Allora, o nei documenti chi si presenta si chiarisce fino in fondo che significa essere iscritto a sto partito, il ruolo dei circoli e come contano, perché stasera a Venezia proiettano Le mani sulla città di Rossi, qui il film Le mani sui circoli finisce con questo congresso, ammesso che noi andiamo a questo congresso archivati, perché poi tu sai bene che non è questa assemblea che sarà a settembre, non è. L'altra domanda, l'IMU, tu voti l'IMU se per accontentare il PDL sarà istituita una tassa che sarà Tares più l'altra, adesso non mi ricordo il nome, che dovrà essere pagata con altre tasse. Oggi Zanonato ha fatto bene ad alzare la luce, non può essere che per accontentare questi inventiamo una tassa che si arriva con altre tasse. Tu voti l'IMU o no? Perché non aver votato il governo del larghe intese non è che ti assolve dopo dall'essere là dentro e fa, questo sia ben chiaro, perché il giudizio, parlo per me, l'ultima cosa, io non sono per un centro-sinistra, che poi fa tutto quel discorso sul casino. Se tu ipotizzi il centro-sinistra significa prima o poi andare a trovare i presupposti per tirare. Io sono per un partito di sinistra, moderna, nuova, quella, ma che abbia i valori, gli ultimi, nello statuto non possiamo più tutelare tutti, che non abbiamo tutelato nessuno, neanche noi stessi. Grazie. Allora, qualcun altro che vuole intervenire? Il signore lì in grigio. Comune 11.
ripeto a chi non ha sentito, sono del direttivo del Circolo di Mogliano. Volevo riprendere due degli elementi che ho appena sentito, soprattutto in relazione anche all'esperienza di quello che ha comunicato Fabrizio Barca nel suo documento e in molti altri interventi. Il ruolo degli iscritti al partito in relazione anche alla possibilità di esprimere il segretario, qual è il ruolo invece del corpo elettorale degli elettori in questa dinamica, e se effettivamente ci debbano essere, come io credo, sono convinto, due ruoli molto ben distinti. Dopodiché ripeto a mia volta che anche nell'interpretazione di Fabrizio Barca continuare a insistere su questa questione del centro-destra, del centro-sinistra, quando in tutto il mondo questo non esiste, cioè tutto il mondo si usa tranquillamente destra e sinistra quando c'è una divisione bipolare dell'elettorato, se non sia anche una questione culturale da affrontare e da superare. Grazie. Il ragazzo qui dietro. Ok. Le vicende di Berlusconi, le vicende di Berlusconi stanno condizionando il governo Letta. Io volevo capire se andremo ancora a votare con questa legge oppure se riusciamo, perché è da 2 anni che subiamo 2 governi non eletti da noi cittadini, e noi base siamo molto smarriti. E volevo dire un'altra cosa, Civati questa sera ho sentito parlare qualcosa di sinistra. Io non sono centro-sinistra, io sono sinistra e basta, né sinistra centro. Volevo dire un'altra cosa solo, a me è piaciuto il progetto di Fabrizio Barca. Di Fabrizio Barca da un po' di tempo che non se ne sente più parlare, da quando è venuto qui a Venezia. Lui aveva ripreso. Ho capito, è molto interessante. E i rapporti che hai con Fabrizio Barca, grazie. Grazie. Non ce la fai? Allora facciamo. Va bene. No, perché la questione è tosta e non vorrei che dopo si perdesse. Partiamo dalla fine. I miei rapporti con Fabrizio Barca sono ottimi da tempo. Io addirittura gli avevo chiesto di fare lui il candidato premier quando non avevamo vinto le elezioni. Adesso stacca la televisione, ma nel senso che secondo me era l'unico modo, era quello di trovare una figura che non fosse parte della vicenda elettorale, perché il Movimento 5 Stelle non avrebbe mai prestato i voti per un candidato premier in campo alle elezioni. Lo dicevo anche a Bersani, a Errani, a tutti quelli che lavoravano con lui. E Barca è una figura di governo straordinaria e nello stesso tempo è una persona che sappiamo dove sta di casa, diciamo dal punto di vista politico e culturale, perché questa è la prima cosa che anch'io chiedo. Guardate, io non sono uno molto legato alle etichette, capisco quello che volete dire con la sinistra, io non vorrei però, anch'io mi sento abbastanza a sinistra, non so se rispetto a voi lo sono a sufficienza, vorrei però evitare che noi ci chiudessimo in un angolo in questa discussione. Lo dico non per trovare un'altra parola che risolva il problema, però io vi ricordo che persone intelligentissime hanno fatto progetti politici perfettamente inutili, tipo rivoluzione civile, tipo l'idea di fare Alba. Dai, non ci riferiamo in Groia, dai, ragazzi, però io vorrei, allora ti rispondo, però se non sto facendo polemica, sto rispondendo. Scusa. Io vorrei che Rosy Bindi ci fosse nel PD, non so se è centro-sinistra o sinistra. Io vorrei che se persone che hanno delle idee da condividere con me decidono di stare nel PD, non è che debba fargli l'esame della sinistrità, questo intendo dire, perché sennò non ci troviamo nessuna parte. Dopodiché quello che chiedo anch'io è che sulle questioni che premono a voi, come cercavo di dire, premono anche a me sulla sostanza delle cose, si possa discutere e votare in questo partito rispetto alle maggioranze, che non è che devo essere sempre in minoranza io, perché rispetto anche alla tua domanda, io mi trovo in una situazione un po' schizofrenica, perché a Roma sono in minoranza tipo particella di sodio, no, quella della pubblicità. In giro per il paese non mi pare proprio, e non voglio fare il presuntuoso, però abbiamo un po' un problema se rispetto alla fiducia la critica la portano 3-5 parlamentari
questi sono i numeri. Se rispetto al Mattarellum nessuno si indigna, se nessuno dice sugli F-35 abbiamo fatto una cazzata, non votare quella roba lì, lo devo fare tutto io sto lavoro, me lo chiedo, lo so che sono ironico, fermati, sono ironico, è chiaro che non lo devo fare tutto io vorrei che questo partito, e questa è anche una risposta anche al ruolo dell'iscritto, l'iscritto non fosse, come dire, non avesse una tessera di supermercato, no, con i buoni del benzinaio, ma potesse decidere la linea politica, non una volta ogni tanto, tra l'altro confondendo la persona con la linea, perché su questo ha ragione Barca a tenere separate le cose, anche se non bisogna essere ingenui, perché io penso che se qualcuno vuole votare Renzi pensa soprattutto al governo, non ce lo vede tanto a fare il segretario, adesso la dico per capirci, se uno d'altra parte vota Cooper lo sa benissimo che Cooper è più versato al lavoro politico che al lavoro di governo, giusto? Quindi io non le cambierei adesso le regole, adesso farei scegliere a voi, a tutti voi, e chiederei ai militanti di capire che noi questa volta dobbiamo allargare, perché guardate che il nostro problema è la base elettorale. Il nostro problema è riportare quelli che non ci hanno votato, ribadisco, che sono spariti dai radar. Quindi le regole adesso le teniamo uguali. Questo dibattito con Fabrizio l'abbiamo già iniziato, io peraltro gli ho proposto di tenere questa linea, di non chiedere adesso il cambiamento, infatti un po' avete visto, no, che nel corso dell'estate ha precisato, cioè non si possono cambiare le regole ora, si possono fare dei discorsi politici diversi e scegliere quello in cui ci si riconosce di più. Allora, questa è la mia ossessione, e rispetto ai miei voti, guarda, io di solito non partecipo al voto per due motivi, perché siccome non sono d'accordo per niente, ma dall'altra parte non voglio neanche banalizzare la posizione dei nostri che votano le cose, cerco una via di mezzo, però la mia posizione è quella che scrivo tutti i giorni, che potete verificare, e che soprattutto è detta prima, perché lo posso dire, non è che le cose capitano per caso, cioè vogliamo togliere questa ipocrisia, non è che i 101 sono i ragazzi giovani sbandati, non è che da Napolitano siamo tornati dopo solo 3 giorni di votazioni perché c'avevamo fretta, c'era un'idea sotto alla rielezione di Napolitano, io non ero d'accordo e non l'abbiamo praticamente mai discussa quella cosa lì, l'abbiamo votata in 1 minuto prima di andare in aula, tra l'altro capito, mettendo quelli come me che sono nessuno contro il Presidente della Repubblica, ma non è questo il tema, perché questi non sono dibattiti, sono ricatti. Non vorrai mica non votare Napolitano, così non è una domanda, non è politica questa cosa, è prepotenza. E i 101 che avevano architettato questa cosa con un po' di malizia, diciamo, perché non è che appunto le cose sono stati contenti, ed incredibilmente nessuno rivendica quella scelta, perché io mi aspettavo che passassero loro i 101 nelle feste quest'estate a spiegare che cosa avevano combinato, rivendicando la bontà dell'operazione, che lo sapevano. Non votare Prodi aveva un significato molto forte a proposito di sinistra o di centrosinistra, così ti rispondo ulteriormente, perché la cosa vera, la vera distinzione tra chi pensa all'alternativa e chi è un po' più consociativo, e Prodi in quel senso è molto più a sinistra di tanti altri, per parlare così, ho capito, però così sviluppiamo il ragionamento. Non si votava Prodi e non si prendeva nemmeno in considerazione Rodotà, ma non per caso, perché non avrete mica creduto all'argomento che Rodotà non lo potevamo votare perché ce l'aveva proposto Grillo. Che argomento è? Ma non cioè, se ci proponeva, non lo so io, uno della famiglia Berlinguer non si votava perché ce lo proponeva Grillo, ma che senso ha? E Stefano Rodotà stava in quei mondi che noi non abbiamo capito, non di Grillo, perché Rodotà non ha votato Grillo, e infatti l'hanno subito scaricato perché non era un ottantenne congelato, perché poi sono pesanti quando ci si mettono sti grillini. Però voglio dire, un partito democratico che fa le elezioni, che propone un governo del cambiamento, gli si presenta Rodotà, non se ne parla, gli si presenta Prodi, si finge di votarlo e poi non lo si vota. Alcuni tra l'altro non avevano neanche Prodi come obiettivo, volevano fare fuori Bersani, vi rendete conto? Cioè la follia totale. Succede quello, io avevo chiesto, adesso lo discutiamo, no? Ci fermiamo, noi avevamo scelto il teatro Capranica, dove hanno girato un po' di gialli dell'estate, Jon Esbo, Anne Holt, quelli che scrivono i romanzi gialli finlandesi e norvegesi, perché ormai era diventato il luogo del delitto, ogni sera consumavamo una tragedia, no? E io pensavo che lì ci sarebbe stato un dibattito, che qualcuno avrebbe detto adesso stiamo qua tutta la notte finché non vengono fuori.
Invece Vendola se ne uscì dall'aula dicendo mi faccio la sinistra da solo, andate eccetera. Gli altri dicevano adesso non abbiamo bruciato tutto, non ci sono alternative. Ecco, questa è la parola su cui vi prego, l'espressione su cui vi prego di ragionare nelle prossime settimane. Lo slogan non ci sono alternative è la cosa più di destra anche nella vita, non solo nella politica, che possiate immaginare. Era lo slogan di Margaret Thatcher sul neoliberismo e sul turboliberismo di quegli anni. C'era anche un acronimo, no? Dall'inglese era TINA, che io dicevo essere il nome della casalinga di Voghera, no? Perché era quell'idea un po' superficialona di dire bisogna fare così, si è sempre fatto così, non si può che fare in questi termini. Ma gli stessi che dicevano e che dicono queste cose le hanno provocate, cioè le alternative ce le siamo bruciate noi. Si poteva anche sbagliare in altro modo, perché io non ho una formula, anche rispetto, adesso me lo chiedono cosa succede al governo Letta, non lo so, non sono nelle condizioni di decidere io vi ho detto che cosa farei, la legge elettorale subito, e chiederei un Parlamento convocato da qui a quando non si arriva alla legge, l'unica cosa che mi viene in mente, perché il resto è tutto incerto, ma anche perché ci siamo bruciati d'alternative. Adesso l'eventualità è che qualcuno delle famose colombe stia comunque con noi, ma capite che veramente siamo un po' la cucina politica di un livello un po' tremendo, oppure che qualche grillino lasci grillo, ma non è così che si fa, bisogna avere uno straccio di impalcatura e di idea rispetto a quello che si va a fare. Per cui anche rispetto alla decadenza, a parte Violante oggi una fila di dichiarazioni dei nostri che devono starsene un po' zitti sinceramente, perché io tutta questa... Per me il segretario del PD non è che deve essere cattivo o buono, deve dire che la questione che riguarda Silvio Berlusconi è grave politicamente, anche senza aprire il dibattito da Legulei sulla decadenza. È di una tale gravità che uno così se ne deve andare lui con i suoi piedini e deve uscire dal Senato, perché funziona così una democrazia liberale che richiama una Costituzione delle leggi e uno Stato di diritto. Punto e basta. E noi non possiamo dire però se fa ricorso alla Corte Europea fa bene perché deve difendersi in tutti, ma non è un processo, ma non sei un commentatore della domenica sportiva, poi, perché che commentatore sei? Tu sei un legislatore, hai fatto una legge che è anche morbida, come ricordavo prima, di cui ci lamentavamo fosse troppo morbida l'anno scorso, che avevamo fatto col PDL, che è già stata applicata decine di volte, e adesso ci domandiamo ma non va bene, se questo governo ha motivo di andare avanti, va avanti nonostante questa cosa. Se è un ricatto, se lo tengono, ma se lo tengono il 9 settembre la mattina, non tirare, perché voi vi immaginate cosa vorrebbe dire rinviare anche, perché abbiamo rinviato quasi tutto, anche la decadenza, che stiamo un mese e mezzo a discutere attraverso poi commentatori raffinati, ma di questa cosa invece che delle altre urgenze che abbiamo, che sono anche quelle di restituire, secondo me, ai cittadini italiani le decisioni, non più a un ceto politico un po' abitato su se stesso. Non so se vi ho risposto, però mi premeva dare queste precisazioni subito. Spiglia per voi. La questione del ragazzo di Grillo è proprio così. Volevo sapere cosa ne pensi riguardo al tema del signoraggio bancario e dell'eventuale operazione in Siria. Sì, tre premesse e tre domande. Prima premessa, facciamo finta di essere un paese normale e un partito normale. È una premessa un po' dura, però facciamo finta. In una situazione che si sta evolvendo rapidamente, una sintesi politica necessaria per fare un congresso che si chiama il congresso. Facciamo finta di essere in Germania e essere tedeschi. Come si fa? Anche perché, a mio avviso, la cosa più importante da tenere presente è che probabilmente se riusciamo a risolvere i problemi li risolveremo in modo tale, in un contesto che sarà completamente diverso da quello attuale, che probabilmente adesso non riusciamo nemmeno ad immaginare. Voglio essere ottimista, prima cosa. Seconda cosa, facendo la premessa che una società sana che sviluppa in un contesto di politica malata non esiste. La politica purtroppo in questo momento qua non è la politica malata, è la società italiana che è malata. Questo argomento qui, come lo affrontiamo e come ce lo poniamo? Tenete presente una cosa, destra e sinistra, di qua e di là. Noi non rappresentiamo più come partito la classe operaia, ma non è che la classe operaia sta andando a votare sé, invece che noi. Sta andando dappertutto tranne che qui.
giusto per fare contestualizzare questa seconda domanda. Terza domanda. Rottamazione. Io, da aspirante 62enne, io comincio ad avere una certa simpatia di questa parola, perché uno dei problemi della società italiana è che per tanti motivi non promuoviamo una classe dirigente. Non promuovendo la classe dirigente non promuoviamo una classe politica. Una classe politica, una classe dirigente cosa deve fare? Deve rispondere in termini di merito e deve rispondere in termini di etica alla fine della festa. Per il metodo occorre competenza, per l'etica occorre coerenza. Come selezioniamo questa classe dirigente? Sì, grazie. Senta Civati, io riprendo la battuta, che poi non era tanto una battuta di Presidente, ma lei sembra appartenere a un altro partito. E premetto poi tra l'altro che io sono sostanzialmente d'accordo con tutto quello che lei ha detto, ma ribalto però la battuta di Costituente in questo senso: se le cose stanno così, cioè se lei sembra appartenere a un altro partito, ok? La domanda che le faccio è questa: cosa direbbe a un giovane, a un meno giovane, a un esodato, a un non esodato, a un cittadino, a un elettore, per convincerlo o a iscriversi al PD, anzi a iscriversi al PD e o a votare PD? Cioè ci sono ancora, nonostante tutto quello che è successo, nonostante tutto quello che lei ha detto, delle ragioni per cui io non devo alzarmi di mattina e dire ma io ci devo continuare a stare in questo partito. Si tratta di un partito, Civati, questo è uno, ho praticamente finito. Si tratta di un partito oppure si tratta di una congerie di gruppi, controgruppi, eccetera, eccetera, che non sono più ispirati da un sentire comune, da un obiettivo comune. Come convincerebbe lei a iscriversi o a votare PD qualcuno? Qualche ragazzo lì? Allora io ne faccio una secca, vediamo se è più semplice. Io vorrei che il Partito Democratico si pronunciasse in maniera definitivamente chiara e forte in difesa dello strumento delle primarie come metodo di selezione della nostra classe dirigente a livello locale e nazionale. Questo ho avuto modo di dirlo anche a Padova in sede regionale, a Casson e alla Poppato, perché a Padova il dibattito sul sindaco in questo senso è molto forte. E io sono rimasto francamente basito il giorno dopo le ultime amministrative che il Partito Democratico ha vinto, quando sentivo i vecchi papaveri del partito che se ne riuscivano, erano spariti, non si facevano, poi sono tornati improvvisamente come i funghi, sono rispuntati e hanno ripreso a pontificare. Allora io sentivo, no? Allora il PD ha vinto, rafforzate le larghe intese. Io dico, ma che film hanno visto? Ma dove mai? Ma quando? Il Partito Democratico si è fatto così bene, nonostante la moria di voti, è stato perché si è presentato alternativo al PDL e non contiguo sul territorio, e perché la nostra classe dirigente locale, selezionata attraverso il metodo delle primarie, si è dimostrata più brava a livello evidentemente operativo, laddove è stata confermata, e più credibile e quindi più votata, quando invece ha scalzato gli avversari. Quindi io, e chiudo, vorrei che il PD di Civati, di chi fosse, insomma, il nostro partito, assumesse questo metodo non una tantum quando non si sa proprio chi piazzare, ma come funziona in America, come metodo vero di selezione della classe dirigente, perché è uno strumento che ci rende diversi e più vincenti degli altri.
No, non mi riprendo, mi sento basta, ok, grazie. Boh, 3 domande secche. Sì, purtroppo sì. Giovane, io sono un anno che cerco lavoro, forse firmerò un contratto e ce ne sono tanti altri qua dentro. Sono contento di vederne così tanti in una festa del PD che cercheranno lavoro, forse anche da più tempo di me, o che ce l'hanno a 600 euro, 500 euro. Quello che ci domandano è 40 anni, 30 anni, 20 anni, parliamo di lavoro, non parliamo di lavoro, non classe operaia, perché in realtà non so più bene se esiste una classe operaia o cosa. Parliamo di lavoro, non parliamo di lavoro. Quindi, da candidato segretario del nostro partito, quale dovrà essere la nostra linea sul lavoro e come dovremo iniziare a parlarne, in un trittico che ovviamente è legato a economia e istruzione, formazione e università. Seconda domanda, Europa, entriamo in un anno, il 2014, in cui dovremo avere nel secondo semestre la presidenza dell'Unione Europea. Entreremo nelle votazioni per il Parlamento europeo, in più arriva anche l'elezione della nuova cancelliera, o meglio riconferma probabile da quello che sembra della Merkel in Germania. Noi come dovremmo porci come paese e come partito in Europa? Terza secca, giovani democratici. Sono domande corpose ma spero che possano essere risposte. Giovani democratici, tanto dico ai giovani che ci sono qua, ci siamo come giovani anche noi, siamo tanti qua in festa, venite anche qua dentro se non siete iscritti, se non venite da qualche altro territorio. Siamo un organo che però viene utilizzato o non utilizzato. Non siamo riusciti a catalizzare nulla in queste elezioni. Tanti giovani ci hanno votato, ma questo strumento, giovani democratici, che dovrà servire ad essere anche uno strumento per parlare ai nuovi giovani, non siamo conosciuti, non sappiamo, nessuno sa chi siamo noi. Siamo un organismo che è parallelo ma all'interno del partito non si capisce bene mai cosa sia. Non abbiamo la possibilità di votare, come si dice nelle primarie, una battaglia che è stata fatta. Non siamo riusciti a portare a casa neanche questo. I giovani democratici cosa dovranno essere nel prossimo PD? C'è la signora. Allora, ti volevo chiedere una cosa. Non pensi che il Partito Democratico abbia scontato con questo risultato elettorale un errore che è stato fatto di non approfondire la fase costituente? Cioè, come se il processo costituente non fosse finito, non fosse stato completato, è stato un po' appiccicato, non so come dire, messo lì con la cocoina e poi si sono staccati i pezzi. Per cui ti volevo chiedere se tu avevi intenzione comunque di riprendere, di rifondare questo partito un po', e come pensi in che secondo quali. Trovo molto interessante questo contenuto di Fabrizio Varga che ha dato, appunto, e penso che appunto noi dobbiamo ripensare un po', e anche mi rifaccio a quello che hanno detto i compagni, a che partito di sinistra, perché è stato grave, perché noi abbiamo tradito il nostro elettorato con le scelte di questo governo che abbiamo. Il nostro elettorato non ci ha votati per andare con il PDL, ci aveva votati per fare un governo di alternanza, e quindi insomma ti volevo chiedere se non pensi anche tu che comunque alla base, alla radice di questo fallimento, secondo me io vedo un fallimento molto anche sofferto un po' per questa cosa, non ci sia un errore che abbiamo fatto tutti di sottovalutare un processo storico che doveva essere forse più lungo. Sì, mi sembra abbastanza chiaro. Adesso direi di chiudere perché le domande sono tante, credo che ormai non riesca. Ecco, un'unica sfaccettatura che si inserisce però nella prima domanda che ti ha fatto Matteo, ed è appunto i ragazzi qualificati, cioè i ragazzi che studiano all'università o che fanno i ricercatori, il rapporto tra ricerca e lavoro e tra scuola, ricerca e lavoro. Io sono insegnante e chiaramente la cosa mi interessa molto perché generalmente
produco tra virgolette studenti molto bravi, molto interessati, e i più bravi che ho mi scrivono dall'America, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, da Israele, non mi scrivono da Milano o da Roma o da Napoli, e la cosa mi dispiace. Ecco, e volevo ricordare a quelli che sono presenti che come Festa Democratica noi abbiamo invitato tutti i protagonisti, diciamo un po' che in questa fase, da Fabrizio Barca stesso, che però era appunto in vacanza, come è stato ricordato, a Matteo Renzi e ad altri. Ovviamente qualcuno ha potuto, e giustamente siamo molto felici che abbiano risposto positivamente e sono venuti, altri ovviamente gli impegni sono tanti, le feste democratiche per fortuna in giro per l'Italia sono tante e quindi non li possiamo avere tutti a mestre, insomma, ecco. Piccola cosa tecnica, per chi volesse sostenere Pippo al congresso, là in quel tavolino in angolo ci sono dei fogli dove potete lasciare i vostri nominativi e verrete assolutamente in breve tempo contattati. Io mi auguro che, insomma, ovviamente io sono il referente regionale qua in Veneto per Pippo, ovviamente ci auguriamo tutti che Pippo vinca il congresso, perché vogliamo finalmente, io me lo auguro assolutamente, mi immagino anche tanti di voi, perché finalmente con Pippo potremmo avere un partito riformista di sinistra di cui questa Italia ha bisogno. Grazie. Sì, in realtà con le vostre domande dopo alla fine chiamo Epifani e dico: noi l'abbiamo già fatto il congresso a Mestre, a furia di spostarlo ti abbiamo bruciato, però sono moltissime. Io partirei nel rispondere, mi pare, ad un'esigenza che la attraversa un po' tutte, che è quella di provare ad alzare un po' la qualità del dibattito rispetto anche a quello che ci si chiedeva, che cos'è il PD. Cioè, io vedo molta superficialità, c'è una quantità di gossip sfrenato anche su questa corsa congressuale, si fa fatica a distinguere gli elementi. Voi avete fatto bene a richiamare Barca, che ha avuto il merito di scrivere anche un documento, come dire, che abbia un capo e una coda, perché altrimenti c'è il rischio davvero di parlare di nulla. Ed è questa sensazione che io vi vorrei trasferire, però, perché non lo so, io ho l'impressione che stiamo sottovalutando quello che un po' dicevi tu, cioè che l'Italia ha una società, non so se è malata, ma che è stata diseducata, che discute di cose che sono difficili da, come dire, rovesciare, perché il rovesciamento non è previsto. Vi faccio un esempio: ieri alla fine di una festa democratica a Forlì, un compagno molto di sinistra mi spiegava che noi dobbiamo abbassare, bisogna togliere l'IMU perché la gente lo capisce, mentre dire quello che dico io non si capisce di meno. E guardate che questo è un tormentone che riguarda quasi tutte le questioni nostre. Cioè, se uno deve fare fatica a spiegare una cosa, smette prima, con il risultato che, come cercavo di dire prima, la destra è molto avvantaggiata, perché la cornice, il frame, dicono quelli che spiegano queste cose, è il loro, e noi non ne usciamo mai e ci mortifichiamo e ci sentiamo, e un editoriale del Corriere della Sera chiude il dibattito. Ma non è vero, ma non leggiamolo più, cioè, io lo leggo, però che Galli della Loggia debba dire c'è bisogno dei moderati, non di andare dietro a Civati, con il punto di domanda alla fine, dico: ma scusate, ma cioè, Galli della Loggia, venga qua che discutiamo un momento. Però non è che mi faccio spaventare dal fatto che un autorevole editorialista del principale giornale italiano mi prenda per il culo, per usare un termine tecnico, perché sennò noi non facciamo più un po'. Guardate che questo è il punto, e il punto è quello anche di distinguere. Tu dicevi sto diventando rottamatore. Io figurati se non ho sostenuto quella battaglia del ricambio, però vorrei capire anche in quale direzione noi vogliamo scorgere il nuovo, perché se il dibattito tra Marchionne e la FIOM, e cito quel caso perché è quello sul quale ho litigato con Renzi, si risolve perché Marchionne sembra più nuovo di Landini, io non ci sto. Tra l'altro, siccome io mi sento molto più curioso delle ragioni di Landini per portato mio, vorrei poterne discutere, e vorrei che quindi il nuovo, che è molto più impegnativo del vecchio perché bisogna inventarsi qualcosa di nuovo e di diverso, fosse valutato per il portato culturale che ha, per il cambiamento che produce. E su questo guardate che la sfida è interessante, perché tutto il congresso sarà sul rinnovamento,
anche Cooperlo l'ha fatto oggi, ho visto il suo sito che vi consiglio di visitare. Io sono per una campagna congressuale amichevole e ragionevole, così magari vengono fuori gli argomenti. E Cooperlo parla anche lui della rifondazione, come chiedevi tu, parla anche lui, nonostante lui abbia una storia più, come dire, vicina alla dirigenza politica del nostro partito, parla anche lui della necessità di cambiare e di dare una svolta. Allora ragioniamo e confrontiamoci insieme sulla qualità di questa svolta, e vi faccio un ultimo esempio di questa minorità alla quale ci siamo consegnati noi, ci siamo fatti fregare clamorosamente, che è il fatto che noi parliamo di cultura, di ambiente, di paesaggio, e vedi che declina l'interesse del giornalista, ma queste cose ci va, ti dai l'ambiente. Oppure declina l'interesse anche del politico di sezione che ti dice ma il lavoro, e tu devi dire che l'ambiente, la cultura, il paesaggio c'entrano col lavoro e la conoscenza che serve. E questa roba noi la dobbiamo, chi la dice se non la fa valere se non un grande partito? È per quello che bisogna stare nel PD fino alla morte, che uno dice potrebbe equivocare. Bisogna starci, perché noi siamo l'unico partito in cui intanto è avviata una discussione, perché io ho assistito al processo di Adele Gambaro, però non penso che è la senatrice del Movimento 5 Stelle che è stata mandata via perché ha detto che Grillo aveva sbagliato i toni della campagna elettorale. Con tutto quello che vi ho detto stasera a me mi infilano in un tombino, no? Cioè non so, perché io voglio che ci sia uno spazio organizzato che si riconosce in alcuni valori sui quali ci confrontiamo e nel quale democraticamente discutiamo anche su chi deve fare il capo, la minoranza, la guida. Questo è l'unico posto dove farlo in Italia, vi rendete conto? C'è anche SEL, per carità, però io SEL vi dicevo prima che la vorrei riportare con noi. Io ho una compagna che si è iscritta a SEL, così abbiamo la doppia tessera familiare, che è una nuova per tenere unito il centro-sinistra e basta, ma avete capito che cosa intendo dire? Allora, se noi non abbiamo uno spazio forte, questo lavoro non riusciamo a farlo, e io glielo dico ai grillini, ai ragazzi che hanno votato Grillo in buona fede, che ci credono, o quella cosa diventa parte di un'azione politica o non serve a niente. Casaleggio è il più grande alleato di Berlusconi a continuare a dire di no, è un suo amico. Allora il PD ha senso, e finisco, ed è la risposta che ti do perché la penso fortemente, si è restituito a voi, perché questa discussione è vero che sembra di un altro partito rispetto a quello che io vedo a Roma. A me non mi capiscono, ci sono degli episodi divertentissimi che non vi racconto, ma c'è quello più bello, è Franceschini che mi dice, perché Franceschini è il più importante di tutti, è l'uomo più influente in questa fase politica, e quando scopre che io inizio a dare segni di follia, cioè dico, dopo Prodi, dico io Napolitano non lo voto, scusate, cioè tanto lo votate tutti, avete deciso voi nella notte, va tutto bene. Franceschini mi manda un SMS, mi dice Pippo, ma non pensi che dopo faremo il governo delle larghe intese, Cioè noi intanto votiamo, non è collegato, non è che io so Mitterrand, cioè la capirà chiunque, se prendeva Napolitano dopo tutti quei 2 mesi che erano passati era ovvio che la soluzione sarebbe stata quella, anche perché Grillo continuava a votare Rodotà fino a giugno, perché lui votava e diceva non ce la facciamo con Rodotà, se non votano Prodi difficile che votino Rodotà, e loro ma è la vecchia politica, dico capito, ma ragioniamo insieme, troviamo una soluzione, no? Allora, certo che mi sento un altro partito rispetto a quello che vedo, però io lo so che cosa siamo, io l'ho fatta la vita di partito, sono partito con Prodi, io vivo in un posto dove la Lega e Berlusconi avevano il 60-70%, io abito vicino ad Arcore, capite? Di versione diurna, solo di frequente. Io sono stato nel brodo di quando ti andava bene, avevi Comunione e Liberazione come grande elemento, no, di libertà, non è una battuta, e quella K lì noi l'abbiamo fronteggiata per anni, ci siamo fatti un po' coinvolgere in questa sottocultura, e dobbiamo reagire con una grande forza politica, questo è lo spirito, e lo so che noi lo siamo una grande forza politica, lo so perché io quando ho iniziato a votare, quando avevo la loro età, vedevo delle cose strane perché non c'era più niente, era già la fine, non c'era più il PSI era scomparso e nessuno poi si è interrogato più di tanto, era finito, però la matrice culturale non c'era più il PRI, che a Monza era forte, ieri ero a Forlì, c'era un circolo dei repubblicani, li ho abbracciati. No, perché è incredibile, però io sentivo parlare di Lamalfa padre come se fosse Plinio il vecchio, che era meglio del figlio, dicevo, ma non ho fatto in tempo a conoscere.
E quindi anche quella rottamazione lì, io vorrei arricchirla un po', vorrei tornare anche a recuperare quelle tradizioni che sono qua dentro, che sono nella fatica delle persone che si fanno le domande giuste, non su chi fa il sottosegretario, che cosa ha detto la Biancofiore, che è una mia nota amica, ma appunto gli diamo lo strumento per sostenere il reddito quando si cerca il lavoro, lo diamo un ammortizzatore sociale più universale di quelli che abbiamo, riusciamo a recuperare le risorse per dare più diritti e più garanzie economiche ai giovani lavoratori, a quelli più giovani di me, che sono già invecchiati, perché i precari hanno 15 anni, 16 anni e nessuno ha cambiato una virgola. Io mi ricordo, dopo aver fatto il pacchetto Treu, per risponderti, io mi ricordo la campagna elettorale del 2001 in cui c'era una senatrice che poi è diventata di Scelta Civica dopo essere passata all'UDC, rimbalzata, insomma, ne ha fatte un po' tutte, ma era un'amica allora, lo è rimasta, la quale diceva su una pandina, mi ricordo, diceva adesso abbiamo fatto la parte della flessibilità ma faremo gli ammortizzatori, che io pensavo della pandina, ero ragazzo, dicevo in effetti anche la pandina ne ha bisogno, e non li abbiamo fatti gli ammortizzatori, abbiamo fatto milioni di convegni ma non abbiamo mai tirato fuori una lira, non abbiamo mai fatto quello che ci chiede Tito Boeri, che è un contratto unico per tutti, con garanzie progressive per chi incomincia a lavorare, magari da unire alla formazione che altrimenti sta in un altro mondo. Però quel contratto unico, se siamo d'accordo, Renzi ha detto che è passato da Ichino a Boeri, quindi siamo sulla stessa posizione perché io ero con Boeri da subito. Se Cooper e voi siete d'accordo, il dibattito congressuale va in quella direzione, ma diciamolo tutti, spieghiamolo, non so come dire, facciamolo diventare una parola d'ordine del PD se siamo d'accordo. E basta con i distinguo, le formule, perché il senso per cui diciamo queste cose è di sostenere chi ha anche un problema, pensate che parola sto per usare, che è un problema salariale, che sembra di essere fuori moda, Civati ha detto salario, voto Renzi. Però il salario fa rima con precario, perché il problema dei precari è che non guadagnano niente, che non c'è un minimo orario, che non c'è una dignità del lavoro oltre a non avere diritti, e che è uno scandalo pensare, oggi ne parlavo, io sto prendendo una casa in affitto e dicevo quello che dell'agenzia, dell'H immobiliare, dicevo ma come se la fa a pagare una casa? Ma perché se la deve comprare una casa? Come fa? Cioè non vi siete, e lui diceva infatti io vendo al 30% in meno perché oltre alla crisi la gente mi chiede più affitti adesso, ti credo che ti chiede più affitti, però è che anche gli affitti sono insostenibili e che abbiamo costruito un mondo che cambiava, però alcune cose rimanevano uguali. E pensate, riguarda i diritti civili, ma riguarda soprattutto i diritti materiali questa cosa. Allora se noi ci poniamo lì in mezzo e le risorse le cerchiamo, perché guardate, io ho capito perché Bersani aveva tolto la parola patrimoniale dalla campagna elettorale, perché poi c'hai 8 milioni di talk show in cui ti rovinano l'anima sulla parola, ma la patrimoniale è una cosa giusta, se è combinata con la riduzione delle tasse per chi lavora e per chi produce, se è combinata con la riduzione della spesa pubblica nei settori dove diciamo tutti che è inefficiente, però io vorrei sapere dove sono finiti Giarda e gli altri che avevano studiato, no, perché vorrei poterne discutere in Parlamento a proposito di voti da dare, perché la spending review hanno fatto anche la review della spending review, perché dopo si toccano gli interessi più forti. Allora se vogliamo fare una proposta così, secondo me è comprensibile, adesso non rispondo nel dettaglio a tutte le domande, ma questo deve essere l'approccio con cui lavoriamo e le competenze per fare, la forza politica e sociale ce l'abbiamo per portare avanti una battaglia così. E certo che non ci dobbiamo spaventare, però togliamo le parole, la presentiamo più morbida, facciamo lo sconto, spieghiamo delle cose che non pensiamo, si vede, quando tu spieghi una cosa in cui non credi, le persone se ne accorgono e magari poi non ti votano più. Da ultimo, per non farla più lunga di tutte, eccola, e per me, in questo tentativo di uscire dal vicolo cieco e dal cul-de-sac in cui ci siamo infilati in tutti i sensi, dobbiamo alzare lo sguardo sul resto del mondo. Guardate che questa cosa della noi non possiamo occuparci della politica estera solo quando ci sono le guerre imminenti, non possiamo mortificare nella discussione tutte quelle strategie che sono più importanti delle bombe degli F-35, e ho cercato di spiegare la nostra discussione sui cacciabombardieri, ma le relazioni internazionali, la cooperazione, la pace sono questioni nostre, perché non ne parliamo più? Ci siamo spaventati, qualcuno era deluso già dal Kosovo, perché noi abbiamo la storia delle delusioni del centro-sinistra, che è un corso di dottorato dell'Università Ca' Foscari, cioè tu fai, perché c'è uno che dice la bicamerale, il Kosovo, il Prodi 2, Mastella, no, uno dice, ma c'è degli incubi,
però liberiamocene, perché di alcuni incubi dobbiamo anche elaborare il lutto, diciamo così. Sulla Siria non possiamo arrivare al punto che la posizione della Bonino è giustissima, noi ci muoviamo solo se l'ONU dice qualcosa, e questo già mi pare un passo in avanti rispetto ad altri episodi anche molto recenti, però non possiamo limitarci al commento finale, che è anche un filo ipocrita, perché purtroppo sappiamo che l'ONU non è unita su quella vicenda, e allora la politica doveva iniziare un po' prima, e doveva iniziare da un'Europa, e lì è un errore storico, che non guardi solo a est, ma che si prenda cura del Mediterraneo, e che non tratti noi come degli squinternati, noi portoghesi, gli spagnoli e i greci come degli strampalati, ma che siano quelli che devono interloquire con questo mondo, che guardate che diventerà uno spazio politico di grandissimo interesse, lo è sempre stato, lo era prima delle guerre civili, perché c'era la ripresa. Lì è successa una cosa, come sapete, molto strana: c'era la voglia di riscatto, ma c'era anche il primo benessere economico che arrivava. Allora noi su questi flussi dobbiamo starci, perché nel PD, come per la cultura, l'ambiente, la politica estera, è un tema che arriva alla fine, o tiriamo fuori il compagno esperto di politica estera. E questo, guardate, che ci viene in mente se pensiamo a una parola di una persona che è spesso citata in questi giorni, che è Enrico Berlinguer. È molto citato per Moro Berlinguer, perché qualcuno ha pensato che le larghe intese, no, diceva come Moro Berlinguer, l'abbiamo detto in aula anche noi, che siamo un po' spudorati a volte, però la parola di Berlinguer che viene più citata è austerità. Peccato che se ne perda completamente il senso, perché l'austerità non è far pagare a chi ha meno e conducendo alla miseria tutta la crisi economica che magari altri hanno provocato o altri meccanismi ci hanno condotto ad avere. L'austerità di Berlinguer era l'idea di ripensare il modello di sviluppo. Non era un'idea tattica, infatti era un'idea perdente dal punto di vista tattico, perché la modernità allora era di qualcun altro. Ma adesso forse, lo dico anche a De Gregori che scrive le lettere, no, perché ci tocca pure commentare le lettere, che è un lavoro usurante il nostro, non è che c'è solo la Biancofiore, c'è pure De Gregori che scrive: la sinistra non è solo food, basta parlare di mobilità. Ma sei cretino pure te? Certo che si parla di ambiente, certo che si parla di agricoltura, certo che si parla di mobilità, certo che si parla di rapporti diversi rispetto all'utilità sociale e complessiva, e rispetto anche alle forme di produzione e ai rapporti che stanno dietro. Altrimenti guardate che non ha senso, è per quello che non abbiamo mordente, è per quello che siamo indistinguibili, è per quello che non ci sono risposte da dare mai alle persone, anche senza anche la domanda sul signoraggio. È chiaro che un'Europa così, un sistema così, dal punto di vista dell'organizzazione delle banche, è difficile da spiegare, e basta con la retorica, questa sì come quella dei circoli, la retorica degli Stati Uniti d'Europa. Ma aboliamo l'espressione finché non li abbiamo fatti, non se ne può più, non c'è l'unità politica su niente. Scopriamo che nascono paradisi fiscali, noi italiani siamo felici, adesso c'è anche la Lettonia, se non volete più andare in Svizzera è un po' più lontana, ma c'è un altro clima. Ma non è possibile che noi questa questione dell'evasione fiscale la risolviamo con gli scontrini a Cortina un pomeriggio. Dobbiamo portare la politica su queste cose, dobbiamo fare la convenzione con la Svizzera, dobbiamo recuperare quei soldi, dobbiamo beccare quelli che li portano via, dobbiamo spiegare come funziona, dobbiamo colpire tutte queste storture. Allora, se noi partiamo da queste ingiustizie e da queste sgrammaticature che ormai sono dolorose per le persone, che sono violente, il senso alla politica lo ritroviamo. E io non lo so, sono fiducioso, non so come dire, forse perché ho visto il peggio, spero, ho visto il peggio nei rapporti personali, nel fatto di non assumersi una responsabilità politica, nel fatto di non voler vedere le cose, nel fatto di non considerare le minoranze. Ecco, nel PD che io consiglierei di votare, le minoranze sono preziose, no? Questa volta sono io, ma la prossima volta, facendo il segretario, io sarò generosissimo, giuro. Ma le minoranze sono importanti perché danno uno sguardo diverso, e faccio degli ultimi esempi e poi mi congedo se avete altre cose, discutiamo davanti a una birra. Quando io andavo in direzione nazionale, perché questa storia ha qualche, come dire, rincorsa da prendere, e dicevo: mi pare che sul movimento per l'acqua pubblica ci sia una grande attenzione dei nostri elettori e dei cittadini in generale, e mi rispondevano: no, ma noi presenteremo una nostra proposta di legge. Dicevo: no, ascolta, un grande partito ospita quelle spinte lì, le cerca di interpretare, riempie un tendone così per discutere dei quesiti referendari.
non è che li banalizza perché c'è Chiamparino che dice il bene pubblico ma la gestione può essere privata, no, perché lì c'era una richiesta di democrazia e di sovranità dei cittadini. Lì la questione era politica e non averla vista era incredibile. Lì c'erano, a proposito di centro e sinistra, c'era tutto il cattolicesimo schierato, c'erano i mondi delle nicchie, diciamo, quelli qui sono della CGL, del Cobas, no? Perché sapete, se uno va alla manifestazione della FIOM, come a me capita di tanto, deve vergognarsi di sti tempi, dico guardate che voi siete con Brunetta, io vedo Landini ogni tanto, ma voi avete Brunetta che Dio stesso gli riempie la vita. Però dicevo, se io richiamo sull'acqua pubblica, se io richiamo l'attenzione sull'acqua pubblica, io vorrei un PD che accoglie quel dibattito. Se vedo muoversi... Dove ci siamo autoconvocati, io la tessera da 40 anni, quindi sull'acqua pubblica è arrivato l'ultimo giorno. Appunto, ti sto dicendo, io non mi sono autoconvocato, mi sono convocato in direzione nazionale e ho detto questa cosa. Ma guardate che era veramente parlare un po' nel vuoto ed era incredibile. Lo stesso sulle amministrative, io mi ricordo con un noto esponente politico di cui non faccio il nome, diciamo, che mi disse guarda che a Milano e a Napoli, io Napoli la conosco meno, ma a Milano io sento qualcosa di diverso, questa roba di Pisapia, anche di Boeri, quella sfida delle primarie come ricordavi tu, dava una linfa diversa e anche un sentimento di liberazione che noi ce la dobbiamo un po' avere, che dobbiamo essere una sinistra un po' più leggera dal punto di vista delle emozioni, che siamo un po' pesantini. Invece lì c'era l'idea di fare delle cose rigorose ma col sorriso, con la voglia di coinvolgere le persone, con i ragazzi, che tutti mi chiedevano ma quei ragazzi lì sono dei giovani democratici, così alla fine rispondo anche ai giovani democratici, dico sono giovani e basta, sono studenti universitari, certo che sono un po' di sinistra, ma non è importante etichettarli, portali a partecipare a una grande sfida. E tutti mi dicevano stai cauto perché rivince Silvio, ma no, a Milano e a Napoli, adesso a Napoli c'hanno un po' di guai, diciamo, a Milano va un po' meglio, però abbiamo vinto e c'era un modello diverso, lo stesso è quello delle queste amministrative, e non possiamo non capire che noi questa ospitalità che abbiamo alle feste la dobbiamo far diventare quotidiana per tutto l'anno. Ma se arriva un ragazzo che dice io ce l'ho, mi voglio battere per il consumo di suolo, noi dobbiamo dirgli bene, pronti, facciamo delle cose insieme, ti spieghiamo fino a dove si può arrivare, dove cambiamo la legge, ti portiamo l'esperto, ti portiamo l'assessore, ti facciamo sentire partecipe. Questo è lo spirito giusto delle primarie o dell'apertura sulle decisioni, e questo è lo spirito che devono avere anche i giovani democratici, lo dico da zio ormai. Però c'è bisogno che non vi percepiate come un'organizzazione burocratica, perché non si vive più così, lo dico sapendo che lo sapete, ma è proprio un consiglio non richiesto, che l'unica cosa da fare è aprire le porte per cercare di organizzare un dibattito politico con quelli che si muovono in questo paese, che sono tantissimi, e finisco su questo punto, perché io sono per il partito, l'ho detto prima, lo sono per la politica e per un suo primato di fatto in un'organizzazione sociale, però la nostra parzialità la dobbiamo riconoscere, lo voglio dire, perché anche questo dibattito sugli iscritti, tornando alla domanda di prima, gli iscritti al PD forse sono 500.000, forse, che poi non in tutti i posti li fanno uno a uno gli iscritti, arrivano un po' tanti insieme. È successo nel 2009, se succede questa volta io mi do fuoco, perché che a Napoli avessero fatto 120.000 tessere in 15 giorni e nessuno abbia avuto il coraggio di dire che quel congresso bisognava rifarlo, vincendo il congresso, perché io che avrebbe vinto Bersani potevo firmare, no, lo sapevo che finiva così, però ci si poteva anche fermare di fronte a certi episodi. Cito Napoli, ma ci sono 1000 casi a tutte le latitudini, mi ricordo che fece una polemica su quell'argomento. Bene, dicevo, quando hai 500.000 di iscritti e forse sono di meno, quando è un corpo militante che coinvolgi poco e intorno a te nasce di tutto, io guarderei intorno a noi, guarderei con molta intelligenza e nei momenti in cui si deve farlo a chi si occupa di se non ora quando, della grande tradizione del mondo femminista italiano, perché noi non possiamo fare una legge sul femminicidio ad agosto in cui, cioè, rispetto alla quale tutte le esperte dicono che non va bene. Perché non le sentiamo prima? Perché non ci mettiamo qualcosa di impronta culturale, non solo, che sapete, poi ti chiamano Marina Terragni, ti chiamano le persone impegnate che fanno opinione, che fanno cultura su questi argomenti, dicono Civati, perché avete presentato una legge in cui c'è l'aggravante se la donna è incinta? Perché la donna si sente mortificata e non capisce questa distinzione che sembra molto maschile. Perché non vi liberate di questa questione maschile che ci avete? La domanda è pertinente. E allora il PD in quel caso prima fa parlare, fa esprimere e poi fa la legge.
perché sennò dobbiamo fare gli emendamenti, come sull'omofobia, adesso dovremmo fare degli emendamenti perché, vi ripeto, abbiamo dovuto mortificare il tracciato che avevamo impostato. Allora io su tutte queste cose ho citato degli esempi, però io penso che anche la ricchezza di questo paese nasca dal fatto di essere il posto dove le persone si sono storicamente sempre incontrate, dove hanno fatto commerci ma hanno anche fatto qualcosa che prima non c'era. L'Italia è questa cosa, quando mi dicono l'identità nazionale, io che ho un po' studiato queste cose, che sono rottamatore ma storico della filosofia, per cui recupero fino a Platone, diciamo, che era un dirigente del PD, particolarmente di governo, lui era uno per le larghe intese. No? Questa storia è la storia di un incontro, della voglia di costruire qualcosa che prima non c'era. Le banche ce le siamo inventati noi, l'arte nelle sue forme straordinarie, la cultura, la bellezza l'abbiamo conservata e riprodotta, che è una cosa disumana. Allora non possiamo essere un paese che è l'ultima ruota del carro, non possiamo essere un paese che non ha l'orgoglio di essere se stesso, ma nel senso positivo e non solo sulle sue magagne e sulle sue disgrazie. E secondo me noi dobbiamo rappresentare quest'Italia, lo possiamo fare con tutti voi, con tutti gli altri candidati al congresso del PD, lo possiamo fare pure con Epifani, che poi alla fine secondo me si candida, così una battuta polemica in punta di veleno, e lo possiamo fare però se voi decidete chi fa il segretario del PD, ma soprattutto se voi potete scegliere chi mandare in Parlamento, voi anche quelli che scelgono con gli altri, però io vorrei che poter guardare in faccia quelli che rappresento, mentre così è tutto drammaticamente televisivo, perché televisivo vuol dire proprio che siamo molto lontani, e sulla lontananza hanno costruito contro di noi i propri successi la Lega, il Movimento 5 Stelle, lo stesso Berlusconi, e purtroppo forse, come dire, anche noi ancora oggi scontiamo questo problema di non essere vicini. Grazie, buona serata. E che venerdì sera avremo invece Gianni Cooperlo, quindi adesso la cucina è aperta, quindi vi invitiamo magari anche a concludere la serata.